2022 sicuramente la Pedemontana sarà tutta percorribile. Una data precisa è quella indicata dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, una convinzione avvallata dalla notizia che il tratto Bassano-Montebelluna sarà aperto dai primi giorni di maggio. E se da una parte c'è attesa da chi oggi spende oltre un'ora di tempo per percorrere questo tratto sapendo che a breve si ridurrà a non più di 20 minuti, dall'altra c'è il timore dei territori interessati dai caselli, in particolare Loria. Abbiamo due caselli a nord, praticamente ai confini con il nostro territorio. Quindi è chiaro che la soddisfazione per l'apertura della superstrada c'è, dall'altro lato c'è anche la preoccupazione che poi il traffico in uscita si riversi sui nostri territori con tutte le possibili conseguenze. Abbiamo già una paura importante, credo, no, che nel momento in cui sarà attiva tutto il traffico, soprattutto pesante, si riverserà sul paese di Loria e di conseguenza anche Castello di Godego, mettendoci già in grosse difficoltà. Quello che preoccupa maggiormente è l'assenza della viabilità complementare. I servizi collaterali tipo la bretella sono altrettanto fondamentali perché altrimenti i centri dei paesi rimangono schiacciati dal traffico. Ripensare a quella bretella che dal casello di Loria possa andarsi a collegare con la 308, quindi con la variante di Padova a Castelfranco Veneto. Del resto sono tutti convinti che la Pedemontana Veneta non farà la fine di quella lombarda da Brescia a Milano, costantemente svuotata da pedaggi troppo alti. È un servizio che sarà a pagamento per un determinato periodo. Se questo aiuterà a velocizzare i tempi di percorrenza e per arrivare a destinazione, insomma, io credo che qualcuno, cioè non credo, che la gente sarà anche invogliata, insomma, magari a spendere qualcosa in più pur di far prima di arrivare sul posto dove deve andare senza meno problematiche.